ora in onda Potere al Popolo. Passa la colomba limoncello, ragazzi. Cosa posso dirvi se non grazie? Grazie per il vostro affetto, signori. Chi ci spedisce, chi ci passa a trovare di soppiatto, ma non dirlo a mia moglie perché è comunista. Ma va bene, l'importante è che ci passiate a fare gli auguri, noi ve li facciamo, e che magari ci portiate, certo, un sostegno anche fisico, portandoci una colombina, un salamino. Tutto questo è bellissimo, ci fate capire l'importanza anche dell'informazione che vi stiamo facendo, anche se diamo quasi sempre brutte notizie. Buongiorno e buona Pasqua, sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà. Crolla un ponte sul fiume Trigno, siamo tra Abruzzo e Molise, abbiamo visto in questi giorni qui al nord solo forte vento e al centro e al sud tanta neve e maltempo. Nel Foggiano soccorsi 50 automobilisti e 40 residenti in masserie. Questa è l'apertura del sito del Corriere, mentre Repubblica ci racconta appunto che gli astronauti sono ormai in orbita intorno alla Luna e per fortuna è stato aggiustato il gabinetto, e siamo un po' tutti curiosi di questa cosa. Artemis verso la Luna, luce di allarme nella toilette. Cosa succede se a rompersi è il bagno? Finalmente un argomento interessante. Quando una luce di allarme si accende su una navicella spaziale c'è sempre da tremare, ma quando la luce di allarme si accende sulla toilette, a stringersi e anche lo stomaco e qualcos'altro magari. È successo nelle prime ore di volo della missione Artemis diretta verso la Luna, era solo il segnale di un'anomalia non meglio identificata. Il gabinetto al momento funziona a dovere, ma potrebbe non arrivare a svolgere la sua funzione per l'intera missione. Dove la facciamo? Dopo il guasto subito un mese fa, l'impianto igienico della nave da guerra Ford diretta verso l'Iran è costretta a una pausa imprevista a Creta per le riparazioni dei bagni di bordo. La luce rossa lampeggiante a bordo della capsula lunare indica che anche i dettagli meno nobili hanno importanza quando si progetta una missione blasonata, perché questa lo è. La cabina, grande più o meno come quella di un aereo, sufficiente a contenere un astronauta in piedi, era considerata un lusso per la capsula Orion. Le missioni Apollo, ad esempio, ne erano prive. Lo sapevate che feci e urine erano state raccolte in buste sigillate che sono state poi lasciate sulla Luna? Cioè, quando l'anno prossimo sbarcheremo sulla Luna, ci sarà la cacca e la pipì di quelle missioni, la troveremo sempre lì. Gli astronauti di Artemis non potranno certo dire di godere della comodità, ma chiudersi in bagno sarà l'unico momento di privacy durante una missione di 10 giorni con 4 persone a bordo racchiuse nei 10 metri cubi di Orion. Per evitare che gli ma che discorsi di M che stiamo facendo oggi! Per evitare che gli escrementi si disperdano nell'ambiente, e non c'è gravità, si usano dei tubi morbidi con un impianto di aspirazione. Sì, tipo quello che c'è in aereo, ma anche sui treni, schiaccio, se non stai attento ti succhiano, che poi sigillano gli scarti all'interno del gabinetto fino al ritorno a terra. Stavolta, a differenza dall'epoca di Apollo, nessuno scarto verrà lasciato sul satellite, anche se il VC dovesse rompersi e gli astronauti dovessero tornare alle tradizionali bustine sigillate. Sappiate che tra 10 giorni il tutto verrà smaltito sul nostro pianeta. Qui Parlamento. Sì, grazie Presidente, colleghi. Il provvedimento oggi in esame nasce con un obiettivo chiaro e concreto, quello di favorire una più ampia, efficace e funzionale utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte sia delle associazioni e sia delle società sportive del territorio. Parliamo di realtà che spesso operano nel silenzio e senza grandi mezzi, garantiscono ogni giorno a migliaia di ragazzi e ragazze la possibilità di praticare dello sport, ma in realtà, soprattutto in molte aree del sud e nelle zone dove gli impianti sono pochi o inadeguati, svolgono un ruolo essenziale non solo sportivo, ma soprattutto educativo e sociale.
Quando penso a queste associazioni mi vengono in mente quelle dei nostri paesi, quelle che resistono tra sacrifici, volontariato, passione, ma che troppo spesso devono scontrarsi anche con una burocrazia farraginosa e con procedure molto lente e costose. Ecco perché riconosciamo al collega Berruto il merito di aver intercettato un'esigenza reale, concreta e condivisa. Questo testo interviene infatti su un punto fondamentale: regolamentare e rendere più stabile il rapporto tra scuola e associazionismo sportivo, superando quella situazione in cui tutto dipende dalla sensibilità del singolo consiglio d'istituto o della prassi del momento. Nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica si introduce una linea di indirizzo chiara, strategica e prioritaria: aprire le strutture sportive scolastiche alle comunità territoriali. È un passo in avanti nel segno della sussidiarietà e della partecipazione delle comunità, valorizzando risorse pubbliche che già esistono ma che troppo spesso restano anche inutilizzate. Apprezziamo inoltre l'apertura ai progetti di rigenerazione e ammodernamento degli impianti da parte delle associazioni senza fine di lucro, e non possiamo dimenticare infatti che lo sport di base in Italia deve ancora superare delle barriere importanti, barriere architettoniche, perché troppi impianti non sono accessibili alle persone con disabilità, barriere economiche, perché non tutte le famiglie riescono a sostenere i costi delle attività sportiva per i propri figli, e barriere culturali, perché spesso chi non ha avuto una tradizione sportiva familiare è meno portato a praticare dello sport, e anche delle barriere logistiche, perché l'offerta sportiva non è distribuita in maniera uniforme sul nostro territorio. Per la Lega lo sport è un valore fondamentale, non è solo movimento fisico, ma educazione, disciplina, spirito di squadra e rispetto delle regole. È per questa ragione che ci siamo battuti per iniziative importanti come, voi sapete, ricordate, il ripristino dei giochi della gioventù, che riportano i giovani al gusto della sana competizione e dell'appartenenza ai territori. Ricordo anche l'impegno della Lega per l'introduzione degli insegnanti specializzati di educazione motoria nelle scuole primarie, una riforma anche quella concreta che ha rappresentato una vera svolta per l'educazione motoria, e non può essere affidata, come immaginiamo, all'improvvisazione, ma richiede competenza e professionalità. Con questo provvedimento facciamo un ulteriore passo nella direzione giusta: avvicinare sempre più i ragazzi e le ragazze allo sport, rafforzare il legame tra scuola e comunità e utilizzare in modo intelligente e sostenibile le strutture pubbliche disponibili. Per queste ragioni il gruppo Lega annuncia convintamente il proprio voto favorevole a questo provvedimento. Grazie Presidente. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Forse ho sbagliato, sottovalutato. Il sentimento è stata la mia guida, un'incomprensione, quella decisione. Tu non mi hai amato, solo divorato. Tu non mi hai sorriso più. Sei riuscito a dirmi di no un'altra volta. Hai sognato case per poi cambiare rotta. Sei riuscito a dirmi di no e adesso guarda, ora vivo pensando a me. Sei riuscito a dirmi di no. Sei riuscito a dirmi, se sei riuscito a dirmi, sei riuscito a dirmi di no. Sei riuscito a dirmi, se sei riuscito a dirmi. Un nuovo mondo invade il mio corpo, pura polvere di felicità. Io sospiro la serenità. Sei riuscito a dirmi di no un'altra volta. Hai sognato case per poi cambiare rotta. Sei riuscito a dirmi di
no e adesso guarda, ora vivo pensando a me. Sei riuscita a dirmi di no, sei riuscita a dirmi, sei riuscita a dirmi, sei riuscita a dirmi di no, sei riuscita a dirmi, sei riuscita a dirmi. Ho iniziato a dire di no per una volta, ho comprato casa per me, è la mia svolta, voglio amarmi sempre di più, è una promessa, ora vivo pensando a me. Se sei riuscito a dirmi cominciare, se sei riuscito a dirmi, se sei riuscito a dirmi cominciare, se sei riuscito a dirmi cominciare. Allora, io voglio la camicia come quella di Mel Meet, mentre il regista Simone si vuole i baffetti, si fa i baffetti come lui. Ragazzi, che look! Se fossimo così belli, altro che dalla Puglia, ma vive a Como. Vediamo se azzecco però la pronuncia. E io l'ho chiamato Mel Meet, ma chi lo sa, è scritto Mel Meat, ma facciamo prima chiamarlo Emiliano Melcarne. Ciao Emiliano! Ciao a tutti, ciao, buongiorno a tutti, come Allora, state? grazie, bene, benissimo direi, insomma, c'è questa atmosfera da sabato del villaggio, anche se è soltanto giovedì, ma si sa, si sta avvicinando la Pasqua, siamo tutti contenti di mangiare in compagnia per qualche ora con parenti, amici, di fare una gita di Pasquetta, magari con un po' di sole e che passi questo brutto tempo al centro e al sud, e insomma ci vuole. Emiliano, spiegaci un attimo come ti dobbiamo chiamare, Melmeet o Melmeat? Allora, Melmeet è la pronuncia esatta. Ok. Sei uno dei pochi che l'ha pronunciata esatta. devo No, dire la verità, ho tirato a caso, Emiliano, mi è andato di pieno culo assolutamente, perché Melmeat comunque viene più facile, ma effettivamente è un gioco di parole tra effettivamente il nome e cognome, soprattutto il cognome, Melcarne. Sì, esatto, perché Melcarne, la carne si è trasformata in inglese e quindi è Melmeet. Fantastico, fantastico. Senti, dalla Puglia ma vivi a Como, è così? Sì, vivo a Como da diversi anni, esattamente da 11 anni per via del lavoro. Mi sono trasferito qua, devo dire la verità, per scelta, per iniziare un nuovo percorso su me stesso all'età di 19 anni, quindi Urca. andai via molto giovane. E poi ci rimasi, ecco, diciamo che ho comprato anche casa, quindi diciamo vivo stabilmente qui, ecco, a Como adesso. Ma interessante come salto. Allora, prima di tutto facciamo questo parallelo veloce. Puglia da dove esattamente e Como da dove esattamente? Perché Puglia è bellissima, ma tante zone diversificate, e anche Como, ma c'è la Brianza, Comasca, ci sono le montagne, ma c'è la pianura. Da dove provieni e dove ti sei stabilizzato? Allora, io provengo dalla provincia di Lecce, molto giù, non so, Santa Maria di Leuca, conoscete? Naturale. Esatto, da quelle parti lì, Alessano, proprio esattamente il mio paesino, salutiamo tutti i miei compaesani. Invece mi sono trasferito qui a Como, nella provincia di Como, proprio esattamente a Cantù. Certo che conosciamo. È come se conosciamo. Senti, la differenza più bella e meno bella di questi due territori c'è sicuramente qualcosa dove ci hai guadagnato e qualcosa che però ci hai perso, accidenti. Certo. Diciamo che la mia terra è sempre la mia terra, no? È piena di colori, è piena di profumi, cioè non che qui non ci siano, però lo svantaggio è che purtroppo non mi dà le diverse opportunità che mi sta dando qui il nord, diciamo la Lombardia, ecco. Diciamo che se vuoi essere un po' più ambizioso
fa fatica il mio paese, devo dirlo con grande sincerità, ecco, quindi ho dovuto fare questa scelta, ecco, anche se devo stare lontano dai miei parenti, dai miei amici, quindi è un po' difficile in alcuni momenti, soprattutto adesso che arriva l'estate, sai, le belle giornate, prima come? andavo al mare, quindi eccetera, eccetera. Però dai, si superano anche questi, ecco. Ormai un po' Assolutamente. di anni mi sono abituato, diciamo, Ma ecco. certo, e noi abbracciamo naturalmente tutti coloro che magari approfittando anche di questi giorni di Pasqua si recheranno a salutare parenti, amici in giro per l'Italia. Chiaro, bisogna trovare una via di mezzo e il lavoro che si sta facendo anche politicamente è quello di cercare di valorizzare anche le regioni del centro, del sud, alcune veramente dimenticate, per cercare, visto che hanno una potenza incredibile, soprattutto dal punto di vista turistico, cercare di valorizzarle e di renderle responsabili per cercare appunto di puntare sulla genuinità dei loro prodotti e sulla bellezza del loro territorio. Ma parliamo di musica, perché signori, Emiliano Melcarne, in arte Melmeat, scritto Melmeat, ha fatto questo bel pezzo, Ricominciare, dicevamo anche un bel video, semplice, facile, ci sei tu vestito di bianco con i baffetti, ma è un video che racconta, come ci dicevi tu prima, un desiderio anche di rinascita personale. La difficoltà che abbiamo oggi forse che non riusciamo mai a fermarci, curarci e poi Esatto. ripartire, mettendo noi stessi al primo posto quando ci sono disgrazie, sfighe o una semplice storia che è andata male, e schiacciare il reset, lo dobbiamo fare anche noi ogni tanto qui col server in radio e anche voi a casa col computer, ogni tanto bisogna schiacciarlo, purtroppo, questo tastino del resettarci Esatto. e ripartire. Spiegaci, Emiliano. Sì, proprio questo l'input, cioè il messaggio che voglio dare, ecco, cioè racconto di me come di tante altre persone, secondo me, che vivono che hanno vissuto la mia stessa situazione. Ecco, io quando ho scritto questa canzone l'ho scritta raccontando di quell'anno e mezzo che sono stato fuori dalle scene artistiche, no? Perché proprio ho vissuto questo momento un po' buio della mia vita e quindi l'ho voluto scrivere, convertirlo in musica, no? Ed è nata così Ricominciare, parlando di me stesso, di smettere di lottare per gli altri e di dare una nuova possibilità a me stesso. E quindi, come dico nella mia canzone, ho iniziato a dire di no, no? Un no consapevole, ma non egoistico. E quindi, cioè, nel senso, ho comprato casa, cioè ho pensato più per me stesso, diciamo, no? Che ci vuole al momento d'oggi, cioè aiutandomi anche con un professionista, quindi ho fatto anche sedute quindi di psicologia, quindi, Certo. certo non me ne vergogno a dirlo perché a volte può essere un tabù, però cioè, io voglio anche dirlo, questa roba qui, e nulla, cioè, racconto anche di questo, una forza, il coraggio di ripartire, ecco. E guarda che questa è una cosa che succede veramente a tutti quanti noi, e a volte sì, bisogna avere coraggio, un po' come decidere di smettere di fumare, e alla fine lo devi fare, ma per farlo ti devi fare aiutare da qualcuno, ci deve essere una forza di Esatto. volontà, ma anche un aiuto esterno. E ogni tanto parlare con qualcuno appunto che sia esterno a te stesso, alla tua famiglia, al tuo giro di Certo. amici, è importante perché ti dà dei consigli e ti capisce, anche se non c'è amore o affetto, ma ti dà quei consigli esterni appunto che ci vogliono. È anche la stessa cosa quando si smette di fumare. Per cui, signori, se volete capire qualcosa di più di voi stessi e del vostro futuro, prima di andare dallo psicologo,
ascoltate Ricominciare di Melmeat, Melmeat, lo trovate su tutti gli store digitali, su YouTube con un bel video, ma soprattutto, ragazzi, e questa è la famosa musica indipendente che serve anche a noi stessi a capire qualche cosa di più e a cercare quella genuinità nella musica che appunto non è confezionata per essere soltanto comprata, acquistata e poi, perdonami, sputata perché dopo 5 minuti siete già stanchi. Questa è musica che fa pensare e che serve a far pensare. Cosa bolle in pentola, Emiliano? Stai già pensando a qualche altra produzione? Hai qualcos'altro da consigliare ai nostri ascoltatori? C'è qualche serata che bolle in pentola partendo da Cantù, qualche locale che ti piacerebbe frequentare per far ascoltare le tue produzioni? Emiliano. Allora, partendo dalla produzione, sì, ho scritto già una canzone, sto cercando di convertirla in musica con il mio produttore. Sarà una canzone molto, molto intima perché diciamo ultimamente ho perso il mio cagnolino e quindi appunto ho attraversato questo momento qua un po' desolé, diciamo, e quindi ho buttato un po' delle emozioni che avevo dentro perché è l'unico modo che mi fa sfogare. Bello. E nulla, e quindi ho scritto questo. Per quanto riguarda i live, ho fissato un live per il 5 di settembre con la mia etichetta di tutti e sarà un momento magico secondo me. Tutti i cantanti della mia etichetta ci esibiremo qui vicino Monza Brianza, in un paesino, e poi per quanto riguarda i live ci saranno anche quelli per l'estate, ci stiamo mettendo anche d'accordo con la mia etichetta, quindi ci sarà qualcosa anche lì per lì. E poi un'altra cosetta che dirò in esclusiva, che proprio adesso me l'hanno detta, è che i primi di maggio uscirà un album di un mio collega, Spectrum, dove io ne farò parte, ecco, e quindi volevo dare questa chicca qui, ecco. Quindi ospite diciamo, in Spectrum, sì. Dai. Sì, quindi ci saranno delle belle cose quest'anno, dai, ecco. E noi ti seguiamo, Grazie signori, mille. e anche voi, se vi piace come tipo, Emiliano Melcarne, in arte Melmeat, scritto Melmeat, ci si trova facilmente, immagino, su Instagram, giusto? Certo, dappertutto, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, ecco, quindi anche su Google, scrivendo il mio nome d'arte, troverete tutto quanto, ecco. Sì, perché tutti, uno con questo nome non esiste, ci sei solo tu. Melmeat, signori, dalla Puglia a Cantù, è stato un piacere e noi ci risentiamo. Prossimo singolo, ripassa di qua, ok? Grazie mille per l'opportunità, veramente. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ricominciare quante volte bisogna farla questa cosa, un reset ogni tanto ci vuole, lo facciamo anche noi spesso con i nostri computer. Meloni Presidente della Repubblica, mi auguro che non avvenga mai. Giorgetti va bene, Zaia Presidente del Consiglio e Salvini all'interno. Meloni piuttosto al turismo, scrive un nostro ascoltatore. Stavo facendo, sai, un po' di seguendo Repubblica e il Corriere che soffiano sul fuoco di Piantedosi e della sua amante. Mamma mia, ragazzi, buona Pasqua, una Pasqua passionale, secondo Repubblica. No, non c'è il 2 senza il 3. Con la legge europea Bosman possono assumere quanti calcolatori stranieri vogliono, ma nel campionato italiano ne possano giocare solo 3, ci scrive Giuliano, che parla una lingua che io non conosco, però sì, abbiamo capito, sempre la questione di giocatori stranieri a cui non fotte assolutamente niente della squadra in cui stanno giocando, ma tutti quei missilini sparati oltre la stratosfera non causano buchi nell'ozono con quella scia dei retrorazzi di spinta potentissimi?
Caro Gian, stai tranquillo, è tutto una finta. È come quelli che furono sulla Luna, ma non ci sono mica andati. È tutto finto, fidati. Ciao Sammy, penso che sfruttare l'occasione di Piantedosi sotto attacco potrebbe essere l'occasione per un rimpasto. Salvini ministro degli interni, così l'azione contro l'attuale ministro degli interni diventerebbe un boomerang per la sinistra, ci scrive Beppe da Como. Ma vogliamo parlare di Bruce Springsteen che fa il tour negli Stati Uniti contro Trump? È ridicolo, è vero? Antonello, oggi si mette in discussione persino che respiriamo, ma questa è conseguenza del 68 che ha annullato l'autorità per poter occupare il potere, le meditazioni, all'interno della trasmissione di Giulio Cainarca. Se ve la siete persa, la ritrovate facilmente nel podcast. E ancora, continuate a scrivere. Karel Mekarsemi, abbiamo toccato il fondo. Questa nazionale è la vergogna del nostro calcio. I CT Pozzo e Bearzot si sono rivoltati nella tomba e chissà cosa sta pensando il buon Lippi, ci scrive Max da Carcare. Buongiorno. Il clamoroso errore nel conteggio dei voti per il referendum ha vinto il sì, e lo scrive Treviso oggi, signori. Attenzione, penso che purtroppo si parlerà solo di Treviso. Pur dissentendo su alcune cose dette da Del Papa, devo convenire che è un grande, ha umanità. Caro ascoltatore, noi ospitiamo gente bella tosta, il bello della nostra radio è che non raccontiamo le cose che raccontano le altre radio, o se le diciamo in modo completamente diverso, facendovi pensare. Appuntamento da non scordare per sabato 11 aprile, quindi c'è tempo, alla scoperta di Bergamo. Sabato 11 aprile, ore 11, ci troviamo in Viale Vittorio Emanuele II, un evento culturale organizzato e promosso dal tavolo identità della Lega Giovani Lombardia. Ragazzi, notizia appena uscita, alla scoperta di Bergamo. Ci si trova l'11 di aprile, quindi c'è ancora tutto il tempo. Ore 11, Viale Vittorio Emanuele II, alla scoperta di Bergamo. Seguiranno naturalmente notizie. Me ne sto per andare, certamente, ricordandovi il sito legaonline.it, dove trovare tutte le notizie targate Lega. La più importante riguarda il 18 di aprile, sapete benissimo, una grande manifestazione in Piazza Duomo a Milano che Radio Libertà seguirà in diretta, ma il bello è esserci. Padroni a casa nostra, il claim della manifestazione, che significa, in poche parole, sì alla remigrazione. Contattate la sezione della Lega a voi più vicina. Sabato 18 aprile, ore 15, ci troviamo a Milano, in Piazza Duomo. E da Sammy Varin per il momento è tutto. Buona Pasqua a chi parte per la Pasqua. Grazie a Simone in regia, ma è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30. Avete ascoltato